Ben ritrovati in una nuova frizzante puntata di Radio Chef, il nostro programma dove la passione per la cucina incontra davvero i sapori unici di un Friuli Venezia Giulia che è gustoso sotto ogni punto di vista. Oggi ci immergiamo infatti in un evento che unisce la magia delle serate estive con il meglio della produzione vinicola del nostro territorio. Stiamo parlando delle Notti del Vino 2025. Dopo un debutto già molto apprezzato lo scorso anno, questo evento sta crescendo, si espande e sta conquistando tutta l'Italia intera, mantenendo però il cuore pulsante proprio qui in Friuli Venezia Giulia. Pensate che ben un terzo degli appuntamenti nazionali partirà proprio dalla nostra regione, a testimonianza della qualità e della forza della nostra tradizione vinicola. E a proposito proprio di tradizione, lo sapevate che il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana dove tutte le province producono vino DOC o DOCG, un mosaico unico di territori, di vitigni, dai colli orientali fino al Carso, dal Grave fino ai colli, una cosa che rende ogni calice un piccolo racconto di identità, di gusto e di paesaggio. Ma torniamo alle nostre notti del vino. Per raccontarci tutto di questa nuova edizione abbiamo con noi Tiziano Venturini, che è vice sindaco di Buttrio, coordinatore regionale di questo progetto e vicepresidente nazionale delle città del vino. Ciao Tiziano, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao a te. È un piacere averti qui con noi, ritrovarti, perché, come dicevo prima, le Notti del Vino sono davvero cresciute tantissimo in un solo anno. Gli appuntamenti prenderanno il via proprio in quest'estate, a partire dal 23 giugno, e quindi ti chiedo cosa ha reso questo format così coinvolgente da conquistare l'attenzione di un'Italia intera, e quali novità ci saranno in questa nuova edizione? Ma io credo che le Notti del Vino esprimino quello che è l'anima delle città del vino. Ecco, no? La voglia di rappresentare i territori del vino, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma dell'Italia intera, ma quello di voler creare reti, collaborazioni, e questo è lo spirito dei comuni in fondo, no? Nelle proprie attività, ma anche nell'attività di promozione dei propri territori. Io credo che sia stato questo, questa anima che si esprime anche nel logo che abbiamo ricercato e nel nome che abbiamo ricercato, le città del vino, le notti del vino, i colori che abbiamo utilizzato. Tant'è che, insomma, come l'hai già detto un attimo fa tu, siamo partiti assolutamente convinti lo scorso anno. Certamente non pensavamo ad un successo così importante. Già l'anno scorso ben 26 comuni hanno aderito a questa iniziativa a livello regionale, devo dire 25 più il comune di Buje in Croazia. Però l'apprezzamento che c'è stato è confermato quest'anno. Quest'anno ben 35 comuni, 33 della nostra regione e 2 da fuori regione, uno sempre di Buje che ha confermato il suo apprezzamento all'iniziativa, ma anche quello di Capodistria, un comune città del vino che è entrato a far parte della rete proprio alla fine dell'anno scorso. Quindi prima di tutto una soddisfazione a livello regionale, perché questo incremento, nessuno dei 26 dell'anno scorso ha rinunciato e quindi si sono aggiunti altri 9, quindi questa è la primissima soddisfazione. Ma poi l'altra, altrettanto importante, è che questa iniziativa è stata guardata con moltissima attenzione a livello nazionale, tant'è che il Consiglio nazionale di Città del Vino ha fatto una scelta già nell'autunno scorso di aderire a questa iniziativa. Si è fatta propria e noi l'abbiamo ceduto naturalmente con grande orgoglio il nome, il logo, e le Notti del Vino sono diventate da quest'anno l'evento enoico di Città del Vino a livello nazionale, e quindi per noi chiaramente è una grandissima soddisfazione, e devo dire le adesioni che stiamo raccogliendo a livello nazionale non sono finite. Ecco, noi come Città del Vino Friuli Venezia Giulia siamo molto più organizzati perché abbiamo una storia, perché c'è stata la prima edizione. Devo dire che quotidianamente aumentano il numero di città del vino nazionali che aderiscono all'iniziativa, pensando poi che partiamo sì dal 21 giugno, Friuli Venezia Giulia esattamente il giorno 23, e poi possiamo chiudere a livello nazionale il 22 settembre, vuol dire che ci saranno senz'altro altre città del vino che si accoderanno.
E quindi questo è il bello anche di fare gruppo e di continuare a sentirsi una famiglia in queste città del vino. Ti chiedo, per chi l'anno scorso non fosse riuscito a vivere questa esperienza, ma quest'anno volesse unirsi anche alla festa, come si svolgono le notti del vino in Friuli Venezia Giulia? Quali sono le esperienze che potremmo vivere? Allora, è un'occasione, io dico, unica, perché le città del vino che aderiscono, ben 35, sono città del vino rappresentative di tutto il territorio regionale. Tutte le 4 province sono interessate, tutte le zone di origine dei consorzi di tutela sono rappresentati, quindi aree geografiche anche molto diverse, così come diversa e unica la nostra regione, c'è un'opportunità di spaziare da Duino Resina, quindi dal Carso al Collio, passando attraverso i colli orientali per raggiungere le Grave e poi andare verso la destra tagliamento, arrivare fino a Sequals. Ecco. Da Sequals, il punto estremo, l'altro Buie, ecco, devo dire, si attraversa tutta la nostra regione, ma poi si raggiunge anche in maniera molto, insomma, noi siamo contenti dell'adesione anche di comuni che siano al di fuori del territorio regionale e che vogliono con noi fare rete. Quindi le serate all'insegna del buon vino, del buon mangiare, del bere moderato, perché questo è il messaggio che noi lanciamo, quello di apprezzare i nostri territori, apprezzare i nostri prodotti, ma bevendo con moderazione. Questo è lo spirito di Città del Vino, è quello che noi vogliamo trasmettere alle tantissime persone che ci vengono a far visita. Non parliamo solo di enogastronomia, perché abbiniamo anche serate culturali, perché ci potrà essere la musica che accompagna le serate. C'è un accordo che abbiamo fatto quest'anno con l'ERT, l'ente regionale teatrale, anche per dare maggiore qualità anche dal punto di vista culturale a questi eventi, ma poi ci potranno essere anche incontri, tavole rotonde sui temi che ci caratterizzano, i temi della sostenibilità, quelli ambientale, ma i grandi temi di Città del Vino. Questo è tutto molto bello perché si riesce a coinvolgere un pubblico veramente molto variegato e come dicevi il programma è in continuo aggiornamento, in continua evoluzione, quindi lasciamo anche i nostri ascoltatori al sito cittadelvinofvg.it per tenersi sempre aggiornati e seguire anche tutto il percorso. Non li possiamo nominare tutti queste 35 città del vino che parteciperanno, ma sono veramente una più unica dell'altra anche tra i luoghi più belli da vedere della nostra regione e non solo. Tiziano, volevo poi chiudere insieme a te, che sei un esperto anche quando si parla di enocultura, perché siamo in estate, stagione di cene all'aperto, di piatti leggeri, di tanta voglia di freschezza. Quindi quali vini ci consiglieresti di portare in tavola in questa stagione, magari anche in abbinamento proprio ai piatti che amiamo cucinare a casa, ai piatti anche della tradizione friulana e giuliana? Ma allora, periodo di festeggiamenti in molte città del vino, ce n'è a brevissimo avremo una bellissima iniziativa sul Carso, che è Mare di Tosca in Moli. Allora dico, se devo scegliere un vino oggi, scelgo la Vitosca, che chiaramente quindi anche un vino fresco, molto interessante, abbinabile a parecchi piatti e quindi un vino direi estivo. E quindi direi che chiudiamo con un bel brindisi con la Vitosca, come hai ben detto, e continueremo ad aggiornarci in quest'estate per seguire gli appuntamenti con le notti del vino e come dicevi tantissimi appuntamenti perché non solo notti ma ci sono tantissimi appuntamenti culturali, enogastronomici e non solo in tutte le città del vino del Friuli Venezia Giulia. Grazie a Tiziano Venturini per essere stato con noi, cin cin e buone notti del vino a tutti. Che bella avventura qui nelle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Come vi dicevo all'inizio, la nostra regione è l'unica regione italiana in cui tutte proprio le sue province producono vino a denominazione di origine controllata, quindi DOC, o controllata e garantita, DOCG. Si distribuiscono proprio nelle province del Friuli Venezia Giulia tra Udine, che ospita gran parte delle DOC, colli orientali del Friuli, Friuli Grave, Friuli Aquileia, Friuli Latisana e parte del Collio DOC, Gorizia, che condivide il Collio con Udine, include parte del Friuli, Isonzo
Abruzzo DOC, e poi Pordenone, protagonista del Friuli Grave nella DOC delle Venezie, e Trieste con Carso Cras, zona di grande identità geologica e culturale. Questo è molto bello perché tutte le province sono coinvolte attivamente nella produzione certificata, e questo mette la ciliegina sulla torta proprio a una regione che ha tantissimi luoghi e tantissime cose anche dal punto di vista enogastronomico da scoprire. E noi ritorniamo alla nostra ricetta del giorno, perché come sempre i protagonisti siete voi qui a Radio Chef, i nostri ascoltatori, e questa volta ci scrive Stefania da Sesto alla Reghena, che ci propone una ricetta dolce. Infatti andiamo a scoprire la sua cheesecake allo yogurt greco, miele, noci e mele caramellate. Andremo inizialmente a tritare finemente 200 g di biscotti secchi in un mixer, poi facciamo sciogliere 50 g di burro e lo mescoliamo con i biscotti tritati fino ad ottenere un composto sabbioso e compatto. Poi versiamo il composto in uno stampo a cerniera 22-24 cm di diametro, lo schiacciamo bene con il dorso di un cucchiaio per formare una base uniforme e compatta e riponiamo in frigorifero. A rassodare ci vorranno circa 30 minuti. Nel frattempo in una ciotola capiente lavoriamo 400 g di yogurt greco con 45 g di zucchero a velo fino ad ottenere un composto bello liscio. Aggiungiamo 30 g di noci tritate grossolanamente e una mela tagliata a cubetti precedentemente caramellata in padella con poca acqua e zucchero, circa un cucchiaio di zucchero e 2 cucchiai d'acqua finché i cubetti non diventeranno belli morbidi, belli dorati. Ammolliamo 10 g di gelatina in fogli in acqua fredda per 10 minuti, la strizziamo bene e la sciogliamo in 2 cucchiai di latte caldo, lasciamo intiepidire e poi l'aggiungiamo al composto con lo yogurt, mescolando bene. Questo farà rapprendere anche la nostra crema. Montiamo poi 250 g di panna fresca liquida a neve morbida, la incorporiamo delicatamente alla crema di yogurt con movimenti lenti, dal basso verso l'alto, mi raccomando, per non far smontare il tutto. Poi versiamo la crema sulla base di biscotto ormai fredda, livelliamo bene, riponiamo in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se per tutta la notte, così da avere una torta perfetta. Affettiamo sottilmente 2 mele, le facciamo caramellare in padella con 4 cucchiai di miele, 6 cucchiai di succo di limone e una spolverata di cannella. Cuociamo per qualche minuto finché le fette diventano morbide e leggermente dorate, poi le facciamo intiepidire. Questo ci servirà a andare a decorare la nostra cheesecake una volta che sarà ben rassodata. Aggiungete, se volete, un ulteriore filo di miele a piacere, conservate in frigorifero fino al momento di servire. Questa ricetta perfetta secondo me per l'estate, perché unisce la dolcezza delle mele caramellate a questa freschezza anche della cheesecake, che è una ricetta appunto ottima per la bella stagione. Per questo ringraziamo Stefania. E infine chiudiamo con un po' di relax, perché ci viene sempre voglia di rilassarci un po', soprattutto quando ci scrivono e ci danno i loro consigli gli amici di Mind Zontag, rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, che ci porta sempre in luoghi meravigliosi. E questa volta andiamo a vivere la natura in tutte le sue sfaccettature e scoprire, insieme agli amici o in famiglia, le bellezze di ogni destinazione. Tutto questo è racchiuso in una vacanza in campeggio, e così possiamo anche provare delle nuove esperienze. Soprattutto in Carinzia ci sono molte aree attrezzate, spesso non sono solo le mete più conosciute a rendere speciale la vacanza, ma anche i luoghi nascosti, quelli meno frequentati. Un aspetto fondamentale è la pianificazione del viaggio, la prenotazione della piazzola, poiché il trend del campeggio continua a crescere e anche le aree diventano sempre più richieste. Che si tratti del posto preferito di una nuova destinazione, è importante muoversi per tempo, così nulla potrà ostacolare anche la vostra vacanza. In Carinzia i laghi hanno un ruolo in primo piano, rappresentano la meta ideale per tutti gli appassionati di campeggio, anche per chi desidera diventarlo quest'anno. Divertimento, emozioni e relax immersi in una natura meravigliosa, e le possibilità sono davvero infinite. Tra grandi e piccoli ce n'è davvero per tutti i gusti. E in particolare chi ama l'acqua e il nuoto troverà pane per i propri denti, con circa 45 laghi balneabili. La Carinzia è una perla per quanto riguarda anche il mondo naturale, davvero da sogno. Nel campeggio sul lago il relax offerto dall'acqua si unisce in perfetta armonia alla tranquillità di un rifugio immerso nella natura. E quando si viaggia con un mezzo camperizzato secondo i propri gusti, si potrà sempre portare con sé un pezzetto di vacanza proprio a casa. E quindi se volete vivere questa esperienza vi lascio anche il sito di Mind Zontag, che è mindzontag.at, per saperne di più e scoprire anche tutti i loro consigli. Dal nostro appuntamento invece con Radio Chef è tutto. Continuate a seguirci anche sulle nostre pagine social e sul sito radio.0.it per avere tutte le ricette sempre a portata di mano. Ciao a tutti e ancora una buona estate sempre qui con Radio Chef.